senza dubbio fanno sorridere e quindi domani c'è un'opportunità in più per mettere ulteriore distacco dalle seguitrici. Sì, ancora la conferma che questo campionato è difficile, equilibrato, quindi non ci sono partite scontate, quindi bisogna affrontarle con la massima concentrazione. E la pressione aumenta e quindi noi domani dobbiamo avere ancora di più quella cattiveria agonistica e voglia di vincere per cercare ancora di allontanarci dalle inseguitrici. Però sappiamo che non sarà facile, vedete ieri avete visto Sant'Arcangelo che doveva essere la vittima sacrificale del Renate, invece ha fatto fatica, ci sono stati altri risultati, il Ravenna che è andato a vincere a Vicenza, quindi è un campionato che se non affronti le partite con la determinazione giusta puoi perdere e quindi questa è la difficoltà di questo girone, di chi sento dire che il girone A, il girone B e il girone C, il B è il più facile, mi viene da sorridere e quindi vorrei che tutti guardassero nella propria casa e non guardassero in casa degli altri. Ieri ho sentito una conferenza stampa dove noi abbiamo avuto 7 rigori, evidentemente qualcuno ha sbagliato i conti, noi ne abbiamo avuti 3, come molte altre squadre, e quindi bisogna cominciare a smetterla di mettere benzina sul fuoco alla mia squadra. Senti, in conferenza stampa a San Benedetto un giornalista ha tirato fuori che noi abbiamo preso 7 rigori, tutti inesistenti, invece mi sembra che noi ne abbiamo avuti 3 come ne ha avuti 3 la San Benedettese, 3 al Pordenone e via dicendo. Senti, c'è anche domani la possibilità di mettere le mani su un titolo d'inverno che insomma significa, magari non vorrà dire tantissimo, però insomma è comunque un bel traguardo e farlo con 2 giornate d'anticipo insomma è anche un altro segnale. Sì, è vero. Però poi ho detto il nostro obiettivo è a maggio, quindi la partita di domani non è per il titolo d'inverno ma per ulteriore passo in avanti verso la scalata che ci siamo prefissi quando abbiamo iniziato il ritiro. Sarà una partita difficile domani perché è una squadra molto equilibrata, molto composta, con individualità davanti molto importanti perché ha giocatori che hanno calcato solo davanti la Serie B, quindi giocatori che se gli concedi un'occasione possono farti male. Però da parte nostra stiamo in un buon momento, veniamo da una striscia di risultati importanti, vogliamo proseguire. È chiaro che domani con una vittoria daresti un'ulteriore prova di forza a questa classifica per farsi mettere ancora di più pressione alle squadre inseguitrici. Senti, guardando i numeri in casa Fermana, le ultime 9 partite hanno fatto 2 gol solo, non ho visto male, e sono valse la vittoria con la Feralpi. Le altre partite non hanno mai segnato e di queste 9 partite ne hanno fatte 5-6-0-0, quindi voglio dire vuol dire che è solida, vuol dire che sarà difficile farci gol, vuol dire che se tu gli concedi come il Feralpi solo gli ha concesso 2 occasioni ne hanno fatte, quindi bisogna massima attenzione su ogni palla, su ogni situazione di ripartenza, su ogni calcio d'angolo. Era partita molto forte, mi sembra che nelle prime 5 giornate era nelle prime posizioni, aveva fatto 5 partite alla media di 2 punti. E quindi la partita la dovremo fare noi con la massima concentrazione. Sappiamo che quando vengono qui a Leuganeo vogliono tutti portare via i punti, adesso chi gioca contro il Padova vuole cercare di battere la capolista, ma questo ci fa onore. Ma allo stesso tempo con grande umiltà dobbiamo andare in campo per cercare di proseguire questo trend che si è installato in questo campionato. Senti, nel canovaccio della gara però ti aspetti una Fermana che sta dietro, arroccata lì dietro e che se può riparte, altrimenti sta lì a chiudere tutti gli spazi certo, e quindi che vi lascerà campo. Certo, sì, e quello sarà che dobbiamo avere attenzione. È quello che ha fatto poi con la Feralpi Salò, visto una partita molto equilibrata dove con 2 ripartenze hanno vinto la partita. E quindi noi la stessa cosa domani, ci chiuderanno tutti i varchi, ci cercheranno di spegnerci le nostre fonti di gioco e quindi dovremo nel momento che abbiamo palla sapere che se la perdiamo dobbiamo avere la tranquillità che non sia un contropiede ma sia un'azione che dobbiamo subito spegnere sul nascere. Questa è un po' la partita di domani e nello stesso tempo dobbiamo cercare di mettergli pressione con le nostre giocate, con le nostre punte per cercare di trovare la via della rete, che poi tutto sommato noi in tutte le partite, tranne mi sembra una non abbiamo fatto gol, mi sembra, a Renate, con Renate e col Vicenza, quindi 2 scusate, e le altre le abbiamo trovate, quindi dobbiamo essere bravi a cercare ancora questa voglia con la cattiveria agonistica, con la voglia di squadra, con la voglia del singolo, con l'umiltà delle prime squadre, le grandi squadre hanno grande umiltà. Senti, con una squadra così arroccata dietro, probabilmente anche il campo va sfruttato al massimo in ampiezza, quindi non so, cercare di allargare le loro maglie e quindi sfruttare magari ancora di più le fasce per poi magari
favorire qualche inserimento? Molte volte dicono questi i tecnici di Coverciano, dice bisogna aprire il campo per cercare di aprire la difesa, e molte volte poi ti smentiscono come metti 2 punte vicino e vai a giocare in parità numerica nella zona importante del campo. Noi abbiamo provato tante soluzioni, quindi dobbiamo essere bravi a fare questo. Io penso che la partita si svolga sulla parte tecnica, di non sbagliare passaggi semplici, di dare lo scarico giusto, di dare la palla a un compagno migliore posizionato, a velocità. È chiaro che se domani rallenteremo la giocata permetteremo alla Fermana di chiuderci tutti gli spazi. Noi domani dobbiamo giocare a grande velocità e cercare di sbagliare poco sul piano tecnico. Che notizie hai sullo stato del campo anche alla... Te lo chiedo perché poi qualche giorno fa hai messo anche Pulsetti lì davanti alla difesa. Sì, qui Pizzi è stato bene, devo provare, ho detto adesso devo cercare di mettere in campo i migliori 11 e quindi devo cercare di sbagliare il meno possibile, ho detto che devono essere pronti a tutti, non ci sono titolari in questa squadra, lo sanno, non ci sono riserve, ci sono solo 22 giocatori che devono portare il bene del Padova. E quindi può giocare uno, può giocare l'altro. Avete visto Albino Leffe e Zambataro che per la prima volta ha fatto 45 minuti, si è comportato bene, quindi devono essere tutti pronti per dare un piccolo contributo, o grande che sia, per cercare di vincere il più possibile, ma per il Padova. Quindi la prestazione personale molte volte deve essere messa in secondo piano, ma cercare di far vincere il Padova. La soluzione di Cisco e Capello aperti, che magari insomma col piede che rientrano oppure invertendoli, che possono insomma andare con la piede buono, una soluzione che ti piace dall'inizio, che può essere? L'ho provata, può essere come abbiamo fatto ad Albino Leffe nella seconda parte e viene bene, anche perché sono convinto che ultimamente le difficoltà che abbiamo trovato è gli esterni loro bassi, che quando creano superiorità numerica molte volte non riesce ad arrivarci con i terzini o con le mezzale, quindi molte volte devi cercare anche di far vedere alla propria squadra, dare un po' più di tranquillità, cercando di aprire forse le 2 punte. E la soluzione Capello e Cisco ad Albino Leffe ha portato frutti importanti, mi sembra, e quindi non la escludo, ma come domani potremo anche giocare con 2 punte strette e uno che si allarga o si stringe in determinate situazioni. Avete adesso mister 2 partite in casa finora avete vinto 7, se non sbaglio è pareggiata solo col Vicenza dominando. Cosa dirai alla squadra per scongiurare il rischio che possa sembrare una partita scontata quella di domani? Oggi l'allenamento, se starete fuori sentirete l'intensità che metto, perché non voglio cali di concentrazione, perché non voglio che sia una partita, come hai detto te, facile come si dicono tutti, che ormai abbiamo vinto. No, io voglio massima concentrazione. Ieri a sprazzi c'è stata, ma è dovuto anche al fatto ieri c'era un vento molto fastidioso, che ho detto che non deve essere una scusante per noi, ma che non ci deve distogliere niente. Noi non ci deve essere nessun fattore esterno che ci condiziona l'allenamento o la prestazione della domenica. L'unica cosa che ci può condizionare è la bravura degli avversari, perché può succedere. E quindi domani voglio 11 che scenderanno in campo con il coltello fra i denti, come se fossero ultimi in classifica, come vorremmo conquistare qualcosa che è la prima volta la nostra vittoria.